Un'osteria come qui ad Etora, in via Manzoni. Ti va dentro, te senti, te bevi l'ombra, te mangi un sporchesso e te ciacoi. Prova a parlarci se lo vuoi, la verità ci aiuta a crescere, lo sai, ma dove vai? Ora sei sola, non fare così, oh così, è dura e mentre tutto va in male ora, io ti voglio di più, di più, di più, yeah. Ma tutta roba ruspante, tutta roba dei cittadini. Così Giancarlo Gentilini, che oggi si è spento all'età di 95 anni, ne avrebbe compiuti 96 in agosto. La città è addolorata, è il momento del cordoglio, del lutto, in una settimana tra l'altro già provante per i motivi che sapete, la scomparsa del Santo Padre. Una serata difficile per Treviso, una serata che però è segnata da tanti bei ricordi. Abbiamo cominciato a raccontarveli in diretta con Lucio Zanato e Daniela Sizzia. È rimasto con me Riccardo Barbisan, grazie Barbisan, e si è aggiunto, lo ringrazio davvero perché immagino sia appunto una serata concitata e difficile anche per lui, il sindaco Mario Conte. Grazie per l'invito. Allora, sindaco, fra pochissimo andiamo da Daniela Sizzia e Lucio Zanato, però vorrei proprio un suo pensiero. Quando oggi ha appreso la notizia, qual è stata la sua prima reazione? Beh, innanzitutto ho avuto la fortuna anche di andarlo a salutare proprio un'oretta prima che mancasse in ospedale, quando ho saputo che era entrato in coma. Ho mollato tutto e sono andato lì a far sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale, dell'intera comunità, alla moglie Maria, ai figli Stefano e Antonio, e ho visto comunque anche nelle ultime ore di vita, ho visto il Giancarlo Gentilini combattivo, perché insomma ha continuato con la sua grinta a respirare fino alla fine e poi si è spento. È una perdita talmente grande che sembra quasi impossibile, cioè nell'immaginario comune Gentilini era una figura immortale, tant'è che anche per come portava i suoi 95 anni pensavamo davvero che questo momento non sarebbe mai arrivato. Invece oggi lui ha deciso di andare avanti, come dicono gli alpini, però ci lascia un'eredità pesante, perché secondo me il bello di Gentilini è che non ha mai voluto trattenere per sé i suoi valori, anzi faceva di tutto per esternare, per condividere, per divulgare, per diffondere il famoso Vangelo secondo Gentilini. Quindi oggi sta a noi, una volta superato il momento della tristezza e del dolore, raccogliere questa eredità valoriale importante, valori di passione, di amore, di famiglia, di impegno, di onestà, che hanno caratterizzato Giancarlo Gentilini uomo, che hanno già caratterizzato Giancarlo Gentilini politico e sindaco, e quindi dobbiamo semplicemente ringraziare per quello che ha fatto, per quello che ha dato e per quello che continueremo a raccogliere sulla base appunto di questi insegnamenti che lui ci ha dato. E quindi io sono davvero onorato di aver raccolto questa eredità pesantissima da sindaco di Treviso, ma sono onorato di aver percorso un tratto della mia vita in scia sua. Prevale la gratitudine in questo momento? Totalmente, il dolore, la tristezza ovviamente, però la gratitudine, perché è una persona che ha dato tanto a tutti, a partire dal sottoscritto, e quindi non posso che ringraziarlo. Io non perdevo mai occasione di dirglielo, perché poi lui non lesinava anche critiche, richiami, segnalazioni, però lo faceva sempre con l'obiettivo di crescere, far crescere e migliorare la comunità. Quindi grazie davvero al nostro sceriffo Gentilini. È
Adesso sta a noi ripartire con questi valori. Noi siamo entrati in diretta straordinaria, non poteva essere altrimenti alle 18. Ringrazio in redazione Lina Paronetto e Francesca Bozza, ma adesso ci colleghiamo perché mi dicono che è pronta con la nostra Daniela Sizzia, che si trova a Treviso, nella città di Giancarlo Gentilini, che la città che Giancarlo Gentilini, possiamo dire, sindaco Conte, amava sopra ogni cosa. Daniela Sizzia con Francesca Pezzo. Daniela, buonasera di nuovo. Buonasera ancora Cristian, buonasera anche ai tuoi ospiti. Sì, siamo con Francesca Pezzo sempre nel cuore di Treviso, vicino a noi la scalinata, famosa la scalinata dei 300, e qua dietro di me uno dei posti, dei locali dove Giancarlo Gentilini amava venire, il Caffè Due Pomi, uno locale storico di Treviso, e proprio qui sono insieme a Paolo Vinalentato. Buonasera. Buonasera. Sì. Senta, che cosa ha pensato quando ha saputo di questa notizia? Beh, mi ha rattristato molto perché Gentilini è una grande persona, un nostro cliente da diversi anni, qui era il suo punto di ritrovo con gli amici del cuore, tipo il Conte Cian, la Beppa di Muscoli, si trovano qui sempre il sabato e la domenica e dava buoni consigli sempre a tutti, ai cittadini che passavano di qua, chi chiedeva aiuto lui lo dava. È stato veramente una grande persona e una grande mancanza per noi trevisani. Un consiglio che lei si ricorda, che magari lui diceva sempre più spesso? Ma i cittadini reclamavano magari per la lampadina rotta, per la via che non andava bene, per la città magari non perfettamente a posto. Lui il giorno dopo si prendeva nota e interveniva e lo faceva seriamente. E qua noi vediamo, signor Paolo, le fotografie di Giancarlo Gentilini, lo vediamo qui in questa foto. Insieme al Conte Cian, è un signore qui di Treviso, anche lui molto 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 amico di Gentilini. Poi c'è anche la Beppa, che si trovavano appunto qui tutte le domeniche mattina e stappavano bottiglie e festeggiavano la domenica così. Che cosa le mancherà di più di Giancarlo Gentilini? La sua cortesia, la sua bontà, il suo personaggio molto vivace, molto euforico, molto della persona di Gentilini. C'è una frase che lui diceva più ricorrente che a lei viene in mente? Beh, ne diceva tante di frasi positive, adesso non me ne ricordo nessuna in particolare, comunque sempre frasi positive. E noi abbiamo visto che c'è anche un'altra foto di Giancarlo Gentilini, ecco, lo vediamo qua sempre, qua sopra, il suo locale, qui vediamo anche il presidente Zaia. Lui ha sempre frequentato il nostro locale quando c'era qualche mostra importante, perché noi nel nostro locale facciamo delle mostre con dei pittori di Treviso, lui partecipava sempre, anche per esempio col dottor Patelli, quando ha fatto la mostra qua, lui è stato presente ed era presente sempre, a ogni mostra è quasi sempre stato presente, naturalmente nei tempi passati. Era da tanto che non veniva più qui? Ma circa, ultimamente ogni tanto passava, è un paio, 2 o 3 mesi che non si vedeva più spesso. Grazie davvero signor Paolo. Dunque avete sentito, insomma, è nel cuore di tutti, ci fermano anche molti cittadini e ci dicono che insomma che davvero dispiace tantissimo, che è un dolore nel cuore la perdita di Giancarlo Gentilini. Noi fra poco parleremo con un'altra persona storica di Treviso, che è Sergio Povegliano, che lo vediamo qua, ci collegheremo fra poco, andremo proprio nel cuore di Treviso, che è Piazza dei Signori, e lui lo ricorda anche l'ex prefetto Adinolfi, gli abbiamo parlato, lui non stava molto bene, quindi non è potuto venire qui, ma ci ha detto, insomma, è davvero stato un colpo al cuore la perdita, ed è un'altra persona che conosceva molto bene Giancarlo Gentilini, come tutti i trevigiani. Fra l'altro veramente qui ci fermano un po', i cittadini ci guardano, ci fermano e ci chiedono, insomma, notizie. Quindi noi, Cristian, ti cediamo la linea per qualche minuto e fra poco te lo richiederemo insieme ad un'altra persona che ha conosciuto Giancarlo Gentilini e con il quale ha davvero percorso una parte di strada della propria vita. Quindi qualche minuto, Cristian, poi ci ricolleghiamo a te la linea. Assolutamente, Daniela, appena ti vedo ritorno da te, così come ritorno subito anche da Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Poi vi do lettura di alcuni messaggi che stanno arrivando, non solo quelli che vedete in sovraimpressione, ma ci stanno arrivando anche tantissime
mail. È un cordoglio profondo quello della marca trevigiana e non solo della marca trevigiana. Lucio, mi senti? Vedo Lucio, ma forse non mi sente ancora, e con Nicoletta Rizzetto in un altro luogo simbolo di Treviso, Lucio che ci sta raccontando per luoghi e immagini i decenni gentiliniani. Li possiamo chiamare così, Sindaco Conte? Sì, assolutamente, ha scritto una pagina importantissima della città di Treviso. Tra l'altro prima vedevo scorrere l'immagine dell'ultimo consiglio comunale dove lui di fatto ha chiuso con la sua esperienza politica al Salone di Trecento, che è stata forse una delle giornate più emozionanti, e dove abbiamo regalato una fascia tricolore che secondo me è emblematica, e citava proprio ricamato Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso per sempre, e credo che sia, insomma, quella fascia lui ce l'avesse tatuata addosso, e quindi anche l'affetto che sta ricevendo attraverso i messaggi, le lettere, insomma i cittadini, è tutto affetto meritato che si è conquistato giorno dopo giorno sul campo. C'era da aspettarselo. Sì, non ci aspettavamo questa notizia perché Giancarlo Gentilini è il famoso leone. Ma tutto questo affetto sì. Però tutto questo affetto sì, insomma, chi ha avuto la fortuna di girare con lui per la città percepiva l'affetto, lo portavi in un ristorante, ci mettevi 40 minuti prima di sederti perché girava tutti i tavoli, però Genti uno di noi, un po' il simbolo di quello che sta succedendo, quindi grande dolore, però credo che sia anche il momento delle soddisfazioni che vengono manifestate attraverso questi messaggi. Allora, prima di ritornare da Lucio Zanato, quando sarà pronto Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, chiedo alla regia di farmi un segno. Vedo in onda delle immagini, è pronto. Lucio, a te. Eccoci qua, mi senti? Ti sento forte e chiaro. Intanto Lucio. buonasera a te, buonasera nuovamente, buonasera a te, buonasera anche ai tuoi ospiti, in particolare al sindaco Mario Conte, e noi partiamo dal leone. Lui ha detto appunto il leone di Cassugana, e quello è il leone di Cassugana, quel leone che gli è stato regalato molto tempo fa e che ancora adesso è qui e probabilmente sarà per sempre uno dei suoi simboli. Giancarlo Gentilini, noi siamo dietro a Cassugana, in quel parcheggio dove da sindaco ma anche poi da consigliere comunale e da semplice cittadino è sempre venuto qui, ha parcheggiato la sua appunto, e poi inevitabilmente, quasi come dire fosse un rito, il primo passaggio era dagli uscieri a depositare le lettere per il sindaco, per gli assessori, per i consiglieri, insomma per tutti. Lui aveva una lettera per tutti, non aveva lo sindaco e anche il consigliere Barbisan, anzi l'assessore Barbisan. E questo per dirvi chi era Giancarlo Gentilini e che cos'era questo luogo per lui, perché Cassugana è stata la sua casa, per quasi 20 anni, 19 per la precisione, e qui ha portato avanti le decisioni a volte contestate e a volte come dire condivise dalla cittadinanza, dai cittadini, dai trevigiani. Noi quante volte siamo andati a sentire i trevigiani a dire cosa ne pensate della scelta di Gentilini, di questo, di quell'altro, e c'è sempre stata comunque una maggioranza, perché anche chi non era come dire favorevole, comunque sotto questo sindaco, che era schietto, era diretto, a volte anche un po' burbero, un po' brusco, comunque era simpatico perché sapevi con chi avevi a che fare. E devo dire che in una città, mi passate il termine, dai tre volti, dei tre visi, trovare un sindaco così non è da tutti i giorni. Ma io vi ho portato qui non solo per farvi vedere il cortile di Cassugana, che come abbiamo detto prima il sindaco e soprattutto assessore conoscono molto bene, ma per farvi vedere i Buranelli, perché io credo che Gentilini
uno dei luoghi che amava particolarmente fosse proprio il canale dei Buranelli. Vuoi perché qui c'era una volta la sagra dei Buranelli che lui ha frequentato e mi raccontava anche da giovane, e vuoi anche perché qui c'è un aspetto di Gentilini che forse la gente conosce meno, cioè Gentilini attore. Qui ad esempio lui si è prestato come comparsa in un cameo in un film che non è stato molto, non ha avuto molta fortuna, che era Signore e Signori 2000, e il passaggio era proprio qui sotto, in questo punto dei Buranelli. Ma Giancarlo Gentilini è stato anche uomo di teatro. Forse Mario Conte era troppo giovane per ricordare un Gentilini, mi pare forse addirittura al primo mandato, con l'assessore al bilancio Liviana Scattolon, che per ovviamente beneficenza decise di recitare una ovviamente commedia veneta, e la recitò, se non ricordo male, proprio al Teatro Comunale, proprio a fini benefici. Ecco, proprio per questo vi ho portato qua, per ricordare un Giancarlo Gentilini che sapeva anche ridere, sapeva sorridere, sapeva essere sempre, persona per tutti i momenti. E poi lo ricordiamo inevitabilmente quando, soprattutto nei matrimoni, aveva i suoi slogan, i suoi modi di raccontare l'unione e soprattutto di raccontare l'amore. Tutti spunti per poter parlare di un Giancarlo Gentilini, diciamo così, diverso, per poterlo ricordare in maniera diversa e per ricordarci di lui in questi suoi modi di essere sindaco, ma anche di essere uno di noi. A te, Cristian. Grazie. Tra l'altro vi ricordo, ve lo ricorderò ancora poi, domani sera trasmetteremo un'intervista molto bella, lunga, ampia, che Lucio Zanato ha realizzato recentemente proprio a Giancarlo Gentilini. Poi passeremo in rassegna anche alcune fasi della vita di Giancarlo Gentilini, stiamo preparando del materiale anche inedito. Daniela, forse mi senti? C'è Daniela Sizia, anche Daniela sta girando per Treviso e sta in qualche modo carpendo l'umore dei trevigiani e il profondo cordoglio dei trevigiani. Daniela. Sì, Cristian, sempre qua con Francesca Pezzo, ora nel Salotto Buono di Treviso, in Piazza dei Signori, quella piazza che lui amava tanto, insieme ad una delle persone che ha percorso una lunga strada insieme a Giancarlo Gentilini. Lo conosceva bene, proprio pochi minuti fa, fra l'altro ha parlato proprio con il figlio Antonio. Sergio Povegliano, che è un'istituzione qui a Treviso. Sergio, tu hai percorso davvero una gran lunga strada insieme a Giancarlo Gentilini, ci raccontavi tantissimi aneddoti. Giancarlo Gentilini è un grande uomo, ha lasciato e lascia un vuoto a Treviso. Lui era amante della sua città, era amante del suo popolo, un uomo eccezionale, un personaggio che non so dare veramente i termini per questo uomo. Quando hai saputo della sua morte, che cosa hai pensato? Ho pensato, sai, lui diceva sempre una frase, sempre che Dio ci ascolti, che ci dà, sai, dico, ci troviamo fra una settimana, sempre che Dio ci permetta. Era un uomo eccezionale. Treviso, diciamo che ci ha dato lezioni di vita lui, perché era uno sincero, parlava sempre, era da ammirarlo, ascoltarlo. Giancarlo. Andavate sempre in giro insieme, addirittura lui veniva nei cantieri dove tu lavoravi per vedere come si costruiva. Esatto, veniva là e mi diceva è qua, è là, è su, è un uomo, guarda, non so cosa dire di lui veramente. Poi era un grande amico, sai, perché l'ho chiamato domenica, giorno di Pasqua, per fargli gli auguri, era uscito in macchina, dunque non avevo detto. Così parlavo con sua moglie, la Maria, e sono rimasto perché oggi ho sentito questa notizia e mi ha lasciato senza parole, purtroppo. Prima ho visto che sentivi, che parlavi con il figlio, che cosa ti ha detto lui? Sì, sai, Antonio era molto vicino al papà, era sempre, e lui giustamente, ho detto ti richiamo perché stavo parlando con voi qua e lo richiamerò dopo, ma naturalmente suo papà, lui era molto attaccato al padre. Poi sai, tutti i compleanni con Gentilini è sempre presente, perché lui in accoppiata con Renato Barzi ai compleanni eravamo sempre assieme, una compagnia meravigliosa.
Come lo ricordi Gentilini come uomo politico, un amante della sua città, l'hai detto, anche tu insomma sei un amante di questa Treviso, hai scritto anche un libro su questa Treviso. Sì, perché la consideriamo nostra Treviso, ma lui sai, una persona come ti dicevo prima, ci ha dato lezione, poi era sincero, lui diceva quello che pensava, non si nascondeva dietro, lui diceva sempre quello che pensava e non aveva paura di dire, perché era un uomo che non aveva limiti. Qualcuno dice non ci sarà mai più un sindaco come lui, non ci saranno più politici come lui. Difficile, perché l'ultima volta li ho abbracciati assieme, lui e anche Conte, e ho detto cercare di volere bene a questo ragazzo che era Conte, a Gentilini, perché sai, Gentilini, tu ormai hai fatto la tua strada, bisogna aiutare anche questo. Che sono i giovani. Che sono i giovani, sì. È bravo anche Mario, sì. Sta crescendo anche Mario, molto bene. Grazie davvero Sergio. No, grazie a voi. Grazie. Grazie Come puoi vedere, insomma, c'è anche tanta commozione, c'è emozione nelle parole di Sergio, che ha passato proprio, ha percorso questa strada insieme a Giancarlo Gentilini, si ricorda di tutte le feste, i compleanni, ma anche le grosse chiacchierate fatte di politica, di Treviso, perché entrambi, sia Sergio Povegliano che Giancarlo Gentilini, amano e amavano sempre questa città, la loro città. E quindi per lui dice insomma una grossa perdita. Prima l'abbiamo visto parlare con il figlio, non so se riusciremo a parlare anche noi con Antonio per sentire insomma se ci vuole ricordare il papà, lui come figlio, non come politico, non come uomo di Treviso, ma come figlio. Se riusciamo magari chiederemo la linea. Assolutamente Daniela, e io verrò da te e Francesca Pezzo. Sta crescendo Mario Conte. Sì, ma qui stiamo parlando di livelli altissimi, quindi noi dobbiamo lavorare, guardo anche a Riccardo Barbisan, insomma noi siamo tutti amministratori che sono cresciuti in scia di figure come Giancarlo Gentilini, Giampaolo Gobbo, di Luca Zaia, però di acqua sotto i ponti ne deve passare ancora tanta, però è anche bello avere... Siamo sempre tutti in rodaggio, sì, come diceva il sindaco. È anche bello avere degli obiettivi così alti, insomma, a me leggere tutto questo affetto che Gentilini sta ricevendo fa riflettere, nel senso che noi dobbiamo concentrarci su quello che oggi Gentilini ci ha lasciato da un punto di vista dei valori, perché se dopo farete gli speciali dove si parlerà del PUT, della riqualificazione delle mura, insomma ha fatto tantissimo, però credo che l'eredità più importante sia valoriale, no? E io credo che su tutte la gente ha apprezzato la trasparenza, l'onestà e la correttezza di Gentilini, che magari a volte era anche, come ha ben sottolineato Lucio, poteva risultare un po' burbero o un po' forte anche nei contenuti che esternava, però è altrettanto vero che quello che pensava lo diceva. E quindi quando tu ti confronti con una persona che è estremamente sincera, ti puoi confrontare... Aveva solo una faccia, no? Prima diceva solo una faccia. Però credetemi, è una grande dote e credo che anche oggi, che abbiamo la possibilità di ricordare tutte queste caratteristiche di Giancarlo, dobbiamo cogliere un insegnamento e ripartire in modo diverso e un po' migliori tutti quanti. Allora, fra poco sarà pronto anche Gian Antonio Darè, poi contatteremo Paolo Calia, giornalista che ha dedicato a Giancarlo Gentilini un libro e tanti altri ancora, però vedo Lucio. Allora, prima di raccontarvi un po' della vita di Giancarlo Gentilini, vado da Lucio Zanato che ha un ospite importante. Lucio. Sì, perché io stavo per lasciare con Nicoletta i Buranelli, poi ho pensato che non si può non sentire Maria Toniolo, che è la titolare del ristorante I Buranelli, dove Gentilini sostanzialmente passava almeno 50 volte al giorno. Perché... Sì. Allora Maria, intanto come ha preso la notizia? A dire la verità ho preso la mia notizia da mio figlio da Bologna che mi ha avvertito, siccome si interessa delle novità di Treviso, così, che era mancato lo sceriffo. Senta, qual è il suo ricordo? Perché lui passava almeno 50 volte al giorno. Una persona con un gran sorriso, una bella risata, gioviale, a sorrisata era inconfondibile, e poi anche veniva sempre dentro, si preoccupava
preoccupava di dire come vanno gli affari, c'è qualche problema, così si interessava, ma sempre con discrezione, senza mai intromettersi troppo. Senta, però la verità è anche che lei ha sostanzialmente il locale che si sentono le finestre del suo studio, perché lei si affaccia esattamente sul retro di Casugana, dove si poteva sentire questa voce rimbombante. Ogni tanto sentiva qualche... Sì, quando ci si metteva che qualcosa non quadrava, che non andava al genio. Si sentiva fin qua? Sì, si sentiva fin qua. E d'altronde perdiamo un personaggio caratteristico della città, uno che ha fatto tanto, ha vissuto anche intensamente, diciamo, la sua vita, quindi lo ricordiamo con affetto. Senta, vale la pena ricordarlo con quel leone che c'è dietro a Casugana, oppure vorrebbe qualcosa di più per Giancarlo Gentilini da cittadina? Da cittadina va bene anche col stemma del leone, sì, con i suoi principi, con le sue idee, quindi è giusto valorizzarlo in quella maniera, insomma, per cui ha lavorato tanto e si è dedicato tanto. Insomma, leone e sceriffo della città. Della città, e per sempre. Sì, è per sempre. Infatti ho avvertito anche tanti miei clienti che non lo sapevano, e anche gente da tutto, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, così, tutti lo conoscono come lo sceriffo, lo ricordano ancora. È vero che quando passava era tutto un selfie. Sì, e poi lo applaudevano quando erano fuori i clienti lombardi, toscani, emiliani da tutta Italia, lo applaudevano. Sì. Ecco, questa è la testimonianza di un Giancarlo Gentilini visto da una ristoratrice, ma soprattutto visto dai turisti, perché Giancarlo Gentilini, dobbiamo dirlo, era anche un'attrazione turistica. A te? Anche un'attrazione turistica, insomma. Prima vi ho mostrato le schermate dei giornali nazionali, tutti ne stanno parlando, era un'attrazione turistica, un po' irrispettoso dirlo in questo momento, Sindaco Conte, però era un punto di riferimento, perché lo abbiamo detto in apertura, cioè quando diciamo che lui ha cambiato la figura del sindaco in Italia, l'ha cambiata in meglio, cioè nel senso che è diventato un punto di riferimento, il sindaco, molto più vicino ai cittadini, e questo credo che sia qualcosa di davvero bello. Un aneddoto, prendesti per un braccio mia figlia dicendogli vieni qua che ti trasmette il mio DNA. Sì, anche con mio figlio l'ha fatto, gli ha imposto le mani sul capo e gli ha detto vieni qua Ceo che ti trasmetto il mio DNA, intendeva, no? E poi diceva la mia carica vitale. Giancarlo Gentilini diceva questo di sé, la mia carica vitale, quindi la sua voglia di vivere, di esserci, di fare. E dopo io mi ricordo che un giorno mi ha fermato, perché eravamo lì in cortile a Casugana, a parlarmi dei giovani e cosa stavamo facendo per i giovani e cosa le prospettive che c'erano in città per i giovani, e i luoghi di incontro per i giovani. Cioè aveva questo, perché diceva guarda ormai quei idee a metà, assa perdere, no? Insomma, anche questo modo di guardare avanti aveva già, era poco tempo fa, avrà avuto, sì, saranno stati 6 mesi fa circa, era inverno, e mi diceva assa sta, quei da metà sei stato. Era proiettato nel futuro. Sì, a guardare le nuove generazioni, questo è stato un insegnamento per me. Gian Antonio Darè, buonasera Darè. Buonasera a tutti, grazie. Lei insomma, ha conosciuto molto bene Giancarlo Gentilini, lei da Re insomma, è stato segretario nazionale della Lega, non ha certo bisogno di presentazioni, le chiedo un suo ricordo non solo politico ma soprattutto personale di Gentilini. Ma il ricordo di Giancarlo Gentilini ce ne sono migliaia e tutti importanti. È chiaro, io divento segretario provinciale della Lega e si era in piena campagna elettorale per il secondo mandato di Giancarlo Gentilini, che naturalmente diventa sindaco per la seconda volta, e là nasce un Giancarlo Gentilini stratosferico, che è stato quello che poi ha cambiato completamente la città di Treviso, ma ha cambiato anche, diciamo, il modo soprattutto di far politica di tutti i sindaci, dal centro-destra al centro-sinistra. Lui non era il sindaco del palazzo, lui era il sindaco della strada, della piazza, dell'osteria, e quel modo di far politica che all'inizio aveva anche irritato
e in realtà era un modo nuovo per proporsi come amministratore locale ed è stato da esempio per tutto e per tutti, tant'è vero che naturalmente con i suoi estremismi e la sua dinamicità, però ricordiamoci sempre che lui aveva una cosa, lui quando parlava di Treviso, i miei cittadini come fossero dei suoi figli, e questo è stato il grande cambio di passo per tutti gli amministratori che poi lo hanno preso di riferimento, perché dopo di lui è arrivato Flavio Tosi, è arrivato Di Toni, ci sono arrivate tante figure, diciamo, che di amministratori, ma che in realtà erano riferimento di Giancarlo Gentilini. Questa non è la sera chiaramente per entrare in considerazioni politiche e partitiche, magari lo faremo più avanti a bocce ferme. Proprio un aneddoto da Re che si sente di condividere con noi. Il primo che magari le è venuto in mente oggi nel tardo pomeriggio appresa la notizia. Ma guardi, è venuto a farmi la campagna elettorale a Vittorio Veneto, essendo vittoriese, lui veramente aveva due città, Vittorio Veneto dove è nato, dove è vissuto, dove è una famiglia importante della città, e la sua Treviso. È venuto a farmi la campagna elettorale e andare al mercato con lui era veramente stata una campagna in discesa. Ma l'aneddoto, la cosa che mi ha colpito di più, un giorno entrando a Cassugana, perché poi da segretario dovevo fare da mediatore tra Luca Zaia, che era il presidente di provincia, e quant'altro, e molto spesso le cose si intersecavano. E non so, aveva litigato, non so con chi, credo con Luca Vettor, che era il presidente del Consiglio, e insieme alle scale ha detto: io sono il sindaco, io comando e voi obbedite. Questo è stato un aneddoto straordinario che mi era rimasto impresso, cioè il sindaco che gestisce la città ma soprattutto la sua squadra, perché veramente ha cambiato la città di Treviso. Se Treviso adesso è una delle perle d'Italia e non solo, la si deve a Giancarlo Gentilini. Lui era un decisionista, lei ci sta descrivendo anche un uomo che prendeva decisioni. Lui decideva, non era un decisionista, e gli altri gli andavano dietro, ma era una personalità talmente forte e talmente capace che alla fine gli davano dietro, perché alla fine aveva ragione ed era chiarissimo. Un Giancarlo Gentilini o lo amavi o lo odiavi, nel senso buono, nel senso perché nessuno non si odia una persona, ma diciamo lui o lo apprezzavi oppure eri scontento di lui, perché non aveva mezze misure, però se doveva dirti qualcosa te lo diceva davanti, la sua capacità, il suo modo di essere sindaco, di essere alpino, di essere tutto, ed è stato un grande esempio per tutta la politica, e non parliamo di politica questa sera, ma parliamo della figura straordinaria di Giancarlo Gentilini come sindaco, ma anche come alpino. Dare, io la ringrazio davvero per aver condiviso questi suoi ricordi, grazie davvero a Gian Antonio Dare, buonasera. Grazie e buona continuazione a voi. Fra poco torniamo a ricollegarci con Treviso, ma facciamo un passetto indietro, anzi più di un passetto. Ritorniamo all'infanzia di Giancarlo Gentilini. Adesso siamo in grado di mostrarvi anche insomma, degli spaccati interessanti che da stasera entrano di diritto nella storia trevigiana. Nel giro di vita mio ho raggiunto i 95 anni, ma li considero una tappa della mia vita, perché se fosse un traguardo Gentilini non ci sarebbe più. Perché è strano, a 95 anni io sono ancora in mezzo al mio popolo, perché il mio popolo ha ancora bisogno di Gentilini. Non dico delle cose eclatanti, enormi, ma e neppure del piccolo cabotaggio. Un cabotaggio che va bene per la mia età e un cabotaggio che viene così considerato da tutti i miei cittadini. Io credo che
sia una grande soddisfazione per un ex amministratore godere ancora della fiducia di Antena 3, dell'Alpino, della moglie, perché vuol dire che c'è ancora una carica vitale da parte di Gentilini Giancarlo. Porta avanti gli ideali per i quali ha combattuto, porta avanti gli ideali degli avi, tutti i principi per i quali ha combattuto, e vi dico la verità, ho sempre vinto, perché non mi sono mai sentito perdente, perché la razza Piave è una razza che vincerà ancora le sue battaglie. Così Giancarlo Gentilini, questo era l'ultimo compleanno, non l'infanzia, sull'infanzia torneremo più tardi, abbiamo un minuto esatto di pubblicità, poi torniamo chiaramente a collegarci, restano con me Barbisan e il sindaco Mario Conte e abbiamo tanto da dirvi ancora fra poco. Di nuovo in diretta per ricordare Giancarlo Gentilini, lo stiamo facendo qui in studio con il sindaco di Treviso Mario Conte, con diversi collegamenti, fra poco ritorneremo da Lucio Zanato e Daniela Sizzia, qui con me in studio anche Riccardo Barbisan che adesso ci deve lasciare. Un ultimo pensiero Barbisan. Un ultimo pensiero va rivolto soprattutto alla moglie e ai figli, perché Giancarlo Gentilini per noi è stata una figura pubblica, per qualcuno un amico, ma è stato anche un marito, anche e soprattutto un marito, è stata una persona con i suoi affetti, un padre di 2 figli, quindi da parte di tutti noi, della comunità politica della Lega almeno, ma credo di poter interpretare il sentimento della generalità delle persone, vanno a queste persone l'abbraccio di tutta la collettività che ha saputo amare veramente Gentilini nei suoi 30 anni di servizio pubblico, perché a noi ha insegnato come deve fare politica una persona che voglia cimentarsi e lui l'ha interpretato sempre come servizio. Prima dicevo che ha avuto una popolarità tale per cui a un certo punto poteva andare dove voleva, chiedere quello che voleva, andare in Senato, al Parlamento europeo. Però è rimasto il più grande insegnamento, alla fine il più grande insegnamento per me di lui resta che ha voluto rimanere a Treviso con i trevigiani fino alla fine, fino all'ultimo giorno, svolgendo anche da privato cittadino il ruolo di cittadino attivo, di persona che si interessava alla cosa pubblica. Questo è l'insegnamento che io porto nel cuore di Giancarlo Gentilini. Grazie Riccardo Barbisan. Andiamo da Grazie a voi, buonasera. Lucio Zanato. Lucio, dove ti trovi? Con Lucio stiamo ripercorrendo i luoghi simbolo, i luoghi più amati e frequentati da Giancarlo Gentilini. Lucio. Mi costa un patrimonio. No, sono io che ti sto chiamando. Lucio, forse. A me. Lucio forse non ci sente, chiedo alla regia, conferma. Intanto riprendo la linea da un altro punto della storia di Giancarlo Gentilini. Questi sono i giardini della stazione, Nicoletta vi fa vedere. Perché questo è un punto importante? Perché qui c'è stato il primo elemento di rottura dell'epoca Gentilini, ovvero l'eliminazione delle panchine. Le panchine perché, come diceva Gentilini, qui bivaccavano i fannulloni extracomunitari e da lì poi è nata una polemica infinita che l'ha portato non solo nei giornali locali e nazionali, ma addirittura nei giornali internazionali. Allora qui vogliamo parlare del rapporto tra Gentilini e i nuovi trevigiani e ne parliamo collegandoci, e faremo un ponte addirittura telefonico, con il deserto del Marocco, dove ho in collegamento Abdallah Kerzagi. Abdallah, mi senti? Sì, ti sento bene. Allora, siamo in diretta su Antenna 3. Intanto tu sei di fronte al deserto questa sera e ti abbiamo dato 5 minuti fa la notizia della scomparsa di Giancarlo Gentilini. Cosa provi in questo momento sapendo proprio di questa scomparsa? No, ma veramente è morto un amico, una persona
qui ho vissuto quasi 30 anni di politica, che è stato un buon stimolo perché sempre carico di energie, di belle cose. Poi una persona che era sempre presente in città, nel mercato, con la gente, una persona concreta, una persona che ha amato la città. E quando uno ama la città, alle volte anche fa qualcosa che a noi non ci piaceva, perché a quell'ora l'interpretazione nostra non era quello che voleva dire, perché lui era per la brava gente, e questo l'abbiamo noi capito in quel momento. Ecco, noi... Era un atto un po' scortese nei confronti degli immigrati, parliamo del 95-96. Esatto, noi siamo proprio esattamente in quei giardinetti dove Giancarlo Gentilini eliminò quelle panchine. E voi come comunità come apprendeste la situazione, soprattutto qual è stata la reazione? È stata una reazione evidentemente di polemica? Ma ovvio, in quel momento era un elemento stata strumentalizzata politicamente sia dalla parte della destra sia dalla parte della sinistra. Però in questo momento anch'io eliminerei certi posti. Io ho preso il ristorante Mani di Fatima, la prima cosa che ho fatto, sono andato dal sindaco in questura a dire darci una mano per poter eliminare certe persone che non fanno niente, quindi è normale quello che ha fatto. E poi ovviamente noi abbiamo visto con i nostri occhi che lui che alla fine era una persona normale, era una persona tranquilla, era una persona che saluta, era una persona che conviveva anche con delle straniere nello stesso palazzo, che le salutava, che le amava. Senti, due cose ancora, perché so che il collegamento col Marocco è abbastanza dispendioso. La prima, Gentilini è stato quello che ti ha dato la cittadinanza italiana, è vero? Sì, è stata la prima cittadinanza italiana che è stata data a un straniero, e malgrado ero io, a quell'ora ero il suo avversario politico, e quando è venuta la cittadinanza lui mi ha detto: te lo do io perché lo meriti. Perciò lui ha il senso del buon governance, cioè lui non vede le persone come nemici, ma le vede come diciamo un ordine che deve essere seguito. Devo richiederti la linea perché c'è Daniela che si trova a casa di Giancarlo Gentilini, si trova a casa Gentilini. Daniela. Sì, buonasera, noi ci troviamo a casa di Giancarlo Gentilini con gli amici più cari, con la moglie Maria, con il figlio Antonio, perché abbiamo parlato finora di Giancarlo Gentilini come politico, abbiamo parlato di Giancarlo Gentilini come uomo amante di Treviso, come sindaco, però Giancarlo Gentilini come papà, Antonio. Come papà. Non so come riassumere la parola papà. Dovrei avere 2 o 3 ore per descriverlo. Posso dire intanto che siamo circondati da amici e lui, come potete vedere intorno a me, è presente in ogni angolo. E intanto volevo dire ad Antena 3 grazie di questa opportunità. Voglio salutare Mario e Riccardo che sono lì in studio. Il papà figura molto presente, molto importante, non severa con noi, ma sempre giudiziosa, presente quando gli chiedevamo qualcosa, ma soprattutto una persona che ci diceva: fai l'onesto e non avrai paura di niente. Quindi testa alta sempre, lo spirito alpino lo avevamo, e quindi posso dire che
qualcosa di lui ho preso, non solo il profilo del naso, ma anche quello che è il carattere. Lui era una persona che si è dimostrata nel tempo quello che si è poi avverato. E è una persona che tutti quanti stimano, perché oggi insieme alla Maria, non lo so, abbiamo ricevuto mail, abbiamo ricevuto messaggi, abbiamo ricevuto qualsiasi sui social, non vi dico. Quindi quello là era una dimostrazione non solo di affetto, direi un qualcosa in più. Prima tu ci hai detto: ho tanti ricordi, tanti che terrò nel cuore. Io di ricordi ne ho soprattutto con i miei cugini, i zii, dove lì si forma la persona, da bambini fino ai ragazzi. Abbiamo fatto le nostre scorribande, però sempre con i genitori presenti. E questo è un grosso insegnamento che abbiamo ricevuto. C'è un aneddoto, una curiosità di tuo papà che ti piacerebbe raccontare? Il papà era una persona dove diceva sempre quello che lui voleva fare, e molte volte lo diceva senza la consapevolezza di non avere i mezzi. Allora chiedeva a tutti quanti noi: facciamo questa cosa, cioè doveva avere un gruppo fedele, che erano i nostri cugini, i nostri zii, per fare certe determinate cose. E questo ti fa capire che per diventare una persona, un leader, non ha bisogno solo di una persona, ha bisogno di tutto un gruppo. E lo posso dimostrare perché con Sergio Povegliano, Renato Bazzi, Dinolfi e il dottor Benazzi abbiamo costituito un gruppo di simpaticissimo, dove c'è solo allegria e spensieratezza. Il dottor Benazzi oggi non ha voluto parlare perché era talmente addolorato da questa notizia, da questa cosa, che non è neanche riuscito a parlare. Ha detto: parlerò, racconterò, però insomma in quel momento ha voluto chiudersi nel dolore per questo. Io e il dottor Benazzi e insieme alla Maria l'abbiamo incontrato proprio 10 minuti dopo che il papà era andato avanti, come dicono gli alpini, e ci siamo guardati negli occhi con una lacrima presente. Quindi questo è la dimostrazione, non servivano parole, è la dimostrazione di una persona che è entrata nell'animo degli amici, proprio nell'animo. Io so che Maria non vuole parlare tanto, perché ovviamente si può capire, cioè il dolore è grande, insomma una perdita immensa, era una presenza immensa. Giancarlo. Ecco, Giancarlo era un uomo molto impegnativo, ma molto generoso, presente, e insomma dai, solo proprio sento la mancanza, ecco. Noi le lasciamo, non vogliamo farle domande perché capiamo Sono sempre stata vicino questi giorni qua, lo sono sempre stata presente, ci siamo sempre stretta la mano, ma è stato presente fino a mezzogiorno meno un quarto. C'era anche la Beppi Basso, e dopo tutto il suo momento l'ho visto che ha cambiato umore. Ho visto uno sguardo un po' assente, allora ho chiamato subito l'infermiera, ho detto: guardi, c'è qualcosa che non va, e da là tutto è precipitato. Comunque si è addormentato molto serenamente. Che cosa le mancherà di più? La sua presenza, perché qua riempiva la casa, cioè parlava con gli amici, faceva arrivare amici, io non avevo niente in contrario, li accettavo, sono diventati anche amici miei, e adesso la casa è vuota. Non vuota, ci sono gli amici di una vita, quelli rimarranno sempre. Sì, guarda, sono amici veramente, amici, Sergio Povegliano, l'Anna, Dino, altri amici che sono andati via, mio figlio, quindi sicuramente non sarò sola, però sentirò sicuramente la sua mancanza. Dino,
una parola su Giancarlo Gentilini, è un altro degli amici storici di Giancarlo. Io direi, guarda, ci siamo sentiti il giorno di Pasqua, ci siamo visti 2 domeniche fa, che è venuto a mangiare nella mia nuova casa, però mi manca un papà. Io ce l'avevo uno da tanti anni fa, ma questa era una cosa. Tutte le domeniche infallibilmente nel mio ristorante, figurati, dentro, quando arrivava lui si accendevano tutte le luci. Clienti che da fuori, non andava via nessuno se prima non si faceva una fotografia con Giancarlo Gentilini, e per me era un orgoglio, per il mio ambiente era un orgoglio, ecco, tutto là, bravissimo. Soprattutto un grande amico. Figuriamoci, poi qualsiasi cosa eravamo presenti, è venuto ai 50 anni, è venuto ai 55, è venuto spesso e sempre ho avuto la sua presenza, è un onore averlo avuto nel mio ristorante. Sergio, noi abbiamo già parlato con te, tu ci hai detto ho perso un grande amico. Esatto, un grande uomo, un grande amico, un grande personaggio, più di un fratello. Noi facciamo un'ultima domanda. Che cosa ti senti di dire? Lo senti parlare tanti politici, hai sentito parlare i suoi amici, hai sentito parlare, insomma, c'è il mondo che parla. Noi abbiamo intervistato anche dei turisti che non erano di Treviso ed erano tutti dispiaciuti, tutti lo conoscevano. Certo che sì. Cioè, il piacere è che tutti ne parlano bene, non è che ne parlano per far critiche o qualcosa, qualcuno bene c'è, però ne parlano sempre bene, però clonarlo, come dice lui, è difficile perché il Signore il stampo lo ha già buttato via, purtroppo. Però voglio dire a Mario ogni tanto tira fuori dal cassetto i progetti che lui ha dentro, che così ti anticipano tutti i lavori che dovrai fare. Questo qua è solamente un suggerimento, logicamente con Mario ho un'amicizia lunga e posso anche permettermi di farti qualche battuta. L'insegnamento che più hai nel cuore di tuo papà? L'onestà. State onesti sempre e soprattutto circondatevi da amici, perché tanti si presentano amici, però quando c'hai il bisogno e allora ti trovano fuori tutte le scuse. Allora circondarsi sempre di amici e possibilmente averne più possibile. Treviso ha perso davvero una figura, forse una delle più importanti. È una ruota, quindi lui ha lasciato un insegnamento che tutti quanti potrebbero seguirlo, perché quello che ha lasciato lui è come un memoriale. Fate così, copiatemi e vedrete che avete già una carriera già fatta. Io ringrazio davvero, ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Maria, ringrazio Antonio, insomma, perché sono momenti, ovviamente capite, momenti difficili, momenti di dolore, però insomma sono consapevoli del fatto che Giancarlo Gentilini ha lasciato e lascia qua a Treviso un segno che è davvero indelebile. La linea allo studio. Daniela, grazie davvero, grazie a te, ma grazie soprattutto ad Antonio e alla signora Maria. Grazie davvero, la signora Maria sempre disponibilissima e gentile anche quando appunto i giornalisti si avvicinavano a Gentilini, quindi davvero l'abbraccio mio e di tutta la redazione di Antenna 3. Sindaco. No, innanzitutto volevo ringraziare anch'io Antonio e la Maria anche per la serenità che hanno saputo trasmettere in questa intervista, perché è un momento di grande dolore comunitario, però vedere la famiglia serena credo che sia un qualcosa che fa bene. Ovviamente colgo anche il suggerimento di tirar fuori i progetti di Giancarlo Gentilini, e qui racconto un piccolo aneddoto, perché quando completavamo e quando completiamo qualche opera, la prima chiamata che facevo era proprio a Giancarlo Gentilini per dire: visto che sono riuscito a finire un'opera che avevi iniziato tu, penso al Museo Bailo o quando abbiamo cominciato la riqualificazione delle mura che lui aveva sempre molto a cuore, allora condividevo con lui la soddisfazione. Ovviamente partivano una serie di suggerimenti
che quelli non sono mai mancati e sono sempre stati tutti molto preziosi, però ho cercato di condividere quanto più possibile. Tra l'altro mi sono preso anche delle belle ma dopo ce le racconta, dopo ce le racconta. No, però vorrei ricordare invece, collegandomi all'intervento di Lucio Zanato, che Giancarlo Gentilini aveva un legame particolare anche con i trevigiani nel mondo, con i quali era costantemente collegato, ai quali scriveva ogni anno, e da lì ho preso anch'io questa abitudine di scrivere per fare gli auguri, per chiedere come stanno, e lui in modo particolare, perché erano anche altri tempi, mandava sempre degli omaggi o musicali o dei libri alle sedi dei trevigiani nel mondo in tutti i paesi del mondo. Quindi e quindi il legame era questo profondo. legame forte anche con quei trevigiani che sono stati costretti per 1000 motivi ad abbandonare la città natale. Paolo Calia, collega giornalista, buonasera. Calia che da cronista, da giornalista ha seguito spesso Giancarlo Gentilini, e che alla figura di Gentilini ha dedicato anche un libro. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. So che ti sto disturbando perché stai chiaramente scrivendo i tuoi articoli per il Gazzettino, domani li leggeremo con grande interesse, ma io ti chiedo proprio un titolo. Un titolo? Guarda, ne abbiamo discusso parecchio in queste ore in redazione. Un titolo banale è Treviso perde il suo leone. Oppure un altro bel titolo è Treviso perde il suo sindaco, perché come ha anche ricordato il sindaco Mario Conte, che saluto, il sindaco Gentilini rimane il sindaco della città, lo rimane a prescindere da chi lo ha succeduto, gli è venuto dopo di lui a Casugana. Rimane il simbolo, no, in cui tanti trevigiani si sono riconosciuti e si riconoscono ancora. Quindi direi che non c'è altro modo per definirlo. Io ancora oggi, scusate ma parlo ancora del presente perché ancora sinceramente faccio fatica a rendermi conto, lo chiamavo sempre sindaco quando lo salutavo, quando lo chiamavo, quando ci si incontrava, quando lo andavo a trovare, perché questo è. Lui ha dato una svolta a questo ruolo importantissimo che prima di lui era paludato, forse anche un po' distante dai cittadini, lo ha riempito di umanità con i suoi pregi e i suoi difetti, perché Gentilini ha avuto anche posizioni scomode e difficili, ma lo ha portato vicino alla gente, per questo è stato il sindaco ed è sempre rimasto il sindaco di questa città, quindi il titolo secondo me non può essere che questo. Un tuo ricordo, Paolo? Guarda, ce ne sono tanti, anche perché la mia esperienza nel mondo del giornalismo di fatto è iniziata da giovanissimo cronista a seguire la prima campagna elettorale del 1994 con Gentilini. All'epoca ero assolutamente un anonimo collaboratore di Radio Treviso Alfa, grande palestra per tanti giornalisti trevigiani. Andai alla sua prima conferenza stampa intruppato in mezzo a tanti colleghi molto più esperti, più anziani di me. Gli feci una domanda di cui non ricordo nemmeno cosa e poi sparì. 2 giorni dopo lo incrociai in Piazza dei Signori, dove stavo facendo una inchiesta come quella che fate anche voi tra la gente, proprio raccogliendo opinioni dei trevigiani sui candidati sindaci. E lui mi vide dall'altra parte della strada, mi fece quel solito voce che insomma mi dà anche un po' di imbarazzo: ragazzo, vieni qua subito che femo do ciacco. Si ricordava di me, assolutamente ultimo dei collaboratori, ultimo dei cronisti, visto una sola volta per forse 2 minuti intruppato in mezzo a una decina di giornalisti, e si ricordò di me in quello. Insomma, devo dire, è una cosa che mi è sempre rimasta. Poi gli aneddoti ce ne sono tantissimi, comprese anche le sfuriate, le litigate per qualche articolo che magari non gli aveva fatto troppo piacere, ma sono stati tutti grandi insegnamenti. Riusciva a passarci sopra, non portava rancore, era molto libero e aperto poi nel confronto. Sì,
Guarda, nonostante quello che si possa dire, Giancarlo Gentilini è sempre stato molto aperto al confronto, al parlarsi schiettamente su tutto, e questo devo dire è stato il suo grande pregio, forse anche è stato una grande svolta e novità nel modo di intendere la politica, nel modo di vedere anche il rapporto con la gente. Questo lo ha avvicinato molto alla gente. Paolo, ti ringrazio davvero, ti lascio al tuo lavoro. Abbiamo mostrato la copertina del libro. Di che anno è? È del 2009. Del 2009, quindi insomma eri in piena epoca gentiliniana. Ti ringrazio, grazie davvero Paolo. Bene, grazie a voi e saluti a tutti. Allora, Sindaco, lei resta con me ormai, stasera la dedichiamo a questa figura che insomma se la merita, insomma, da moltissimi punti di vista. E quindi pubblicità e ritorniamo qui fra un minuto esatto. Di nuovo in diretta per questa edizione straordinaria di Ring, siamo partiti alle 18, qui con me ancora il sindaco Mario Conte, ma subito da Daniela Sizzia, perché c'è la data dei funerali. Daniela. Sì, Christian, abbiamo saputo insomma che i funerali di Giancarlo Gentilini si terranno martedì 29 nella chiesa di San Nicolò alle 15:30. La messa sarà officiata dal vescovo Michele Tomasi. Questa è la notizia che ci ha dato quando stavamo uscendo. Avete sentito insomma le parole piene di commozione, di emozione da parte del figlio, ma anche della moglie Maria. Che insomma ci hanno raccontato davvero tanti aneddoti e tante cose, tanti ricordi del papà e del marito. Uscendo Maria ci ha detto mancherà in questa casa perché era una presenza imponente, mancherà probabilmente davvero a tutta Treviso Giancarlo Gentilini. Questa insomma è la notizia che ci sentivamo di darvi perché l'abbiamo appena saputo. Insomma, i funerali, come vi dicevo, la chiesa San Nicolò, che è una delle chiese più grandi di Treviso, alle 15:30 martedì 29. Cristian, a te la linea. Grazie per questo importante aggiornamento, Daniela. Sindaco, sarà proclamato lutto cittadino, lei come intende muoversi? Sì, adesso ovviamente la notizia è ancora fresca di giornata e quindi già da domani cominceremo a sentire i familiari, perché vogliamo celebrare l'ultimo saluto a Giancarlo Gentilini nel migliore dei modi e nel modo in cui lui merita. Mi piacerebbe che ci fosse che il feretro potesse attraversare la città, toccare i punti, quelli che Giancarlo ha più a cuore. Penso anche a un grande incontro comunitario proprio in Piazza dei Signori, quindi ovviamente se la volontà della famiglia lo consente, ma sicuramente il giorno del funerale sarà anche lutto cittadino. Ricordo che siamo già in una fase di lutto cittadino perché stiamo salutando il Papa Francesco, si aggiunge anche Giancarlo Gentilini, quindi è un momento davvero particolare per la comunità trevigiana, però credo che abbiamo la possibilità di imparare da entrambi molto e quindi di costruire sulla base del loro ricordo e dei loro insegnamenti un futuro importante. Quindi martedì, che ci sarà il funerale a San Nicolò, creeremo anche un momento comunitario, probabilmente in Piazza dei Signori, dove tutta la città potrà dare l'ultimo saluto al feretro. Funerali che tra l'altro trasmetteremo in diretta, non potremo fare altrimenti, proprio per consentire a tutti di partecipare a queste esequie e al dolore di un'intera comunità che vedete comunque nei tanti messaggi che stanno arrivando. Non riusciamo nemmeno a metterli in onda tutti, è praticamente impossibile, anche le mail. Poi proverò a dare lettura ad alcune perché è giusto così, ma veramente tantissime mail, tantissimi
messaggi. Giampaolo Gobbo, c'è Giampaolo Gobbo che saluto e ringrazio, anche Giampaolo Gobbo non ha certo bisogno di presentazioni. Gobbo, buonasera. Sì, buonasera a voi. Che giorno è questo per Treviso e lei che cosa perde, non solo come politico ma anche come uomo? Le chiedo soprattutto un ricordo personale. Beh, perdo purtroppo un padre, un fratello, un amico, diciamo anche un combattente, perché effettivamente siamo stati insieme a tanti anni. Ricordo solo quando nel 1983, cioè alle prime elezioni in cui la Lega ha partecipato, alle prime elezioni politiche, io gli chiesi sotto la loggia dei Cavalieri, gli chiesi: Giancarlo, vuoi tu venire a provare a fare il senatore per la Lega? Mi ha risposto: oggi non posso certo perché con il lavoro importante che faccio, però ricordati, quando andrò in pensione verrò a fare il sindaco a Treviso. E questo è stato effettivamente quello che poi è avvenuto. Quindi veramente un compagno, un amico, un fratello. E voglio fare le mie condoglianze alla famiglia, agli amici che vedo là, ai figli, Antonio, Stefano, alla Maria soprattutto, che lo ha veramente, seguito sempre con un amore e un affetto enormi. Questo lo so, come del resto gli amici che vedo, da Sergio, l'amico Dino, la Anna, e quindi credo che sia veramente per Treviso, un lutto importante per un grande, lo dico con sincerità, per un grande capo, ma un capo tribù, un capo che ama la sua gente, i suoi cittadini, le cose e quei sentimenti che non si possono neanche praticamente, perché sono reali, vivo. Per me Giancarlo è sempre vivo e sarà sempre vivo. Grazie Giancarlo. Gobbo, con Gentilini lei ha convissuto politicamente per tanti anni, era un uomo di polso, insomma riusciva anche a contenere tutta questa energia. Le chiedo questo, una curiosità, come faceva a contenerla tutta questa energia? No, ma devo dire che con Giancarlo, a parte la familiarità, ma era credo dagli anni 70, praticamente dai primi anni 70, che come componenti dell'associazione ex allievi del Collegio Pio X, ma anche come soci dell'ANA, del gruppo Alpini Treviso, al Bassanello, che ci si frequentava quasi ogni sabato e ogni domenica mattina, quindi l'ho conosciuto molto bene. Non sono solo gli anni della politica, sono stati anche gli anni della mia maturità, ed è sempre stato con la sua fierezza, il suo orgoglio, ma anche la sua semplicità e soprattutto il cuore, perché aveva un cuore grandissimo. Molto probabilmente determinate situazioni non lo hanno descritto come effettivamente era, perché l'uomo Gentilini, l'amico Giancarlo, dava tutto se stesso, e questo è anche la dimostrazione dell'affetto che sentiamo e che vediamo. E su questo devo dire anche Antena 3, state facendo un lavoro eccezionale anche voi, perché è un uomo unico, è stato un uomo unico, è un uomo unico e sarà effettivamente un emblema per la città di Treviso, per il Veneto, ma per chi si dice uomo di buona volontà, per tutti coloro che si dicono uomini di buona volontà. Giampaolo Gobbo, grazie davvero. Grazie Gobbo. A voi, buon lavoro. Mi dicono che Lucio Zanato è nuovamente
pronto. C'è l'altra dimensione di Giancarlo Gentilini, la dimensione alpina. Lucio. E ci siamo spostati nella casa degli alpini della sezione di Treviso, nella casa degli alpini di Treviso, e sono con Franco Giacomin, presidente della sezione. Intanto, come ha preso la notizia che l'artigliere alpino Giancarlo Gentilini è andato avanti? Beh, innanzitutto volevo fare le condoglianze alla famiglia, perché è una perdita importante e molto importante anche per la nostra comunità alpina. E è stato un duro colpo, perché in effetti sapevamo dell'età importante di Giancarlo, ma la notizia è arrivata del tutto inaspettata. In un momento poi a ridosso della prossima adunata che ci avrebbe Giancarlo aiutato anche con la sua carica, la sua energia a questo importante appuntamento. Ecco. Quindi ci dispiace molto, abbiamo perso un riferimento importante degli alpini trevigiani, perché la sua energia, le sue proposte, le sue convinzioni da alpino vero qual era, effettivamente ci hanno aiutato molto, e quindi veramente è una perdita molto importante. Giancarlo Gentilini non è mai mancato alle adunate da sindaco, sin praticamente dall'inizio, perché nel 1994 arriva l'adunata a Treviso. Esatto, sì, la 67esima adunata a Treviso del 94, lui già in precedenza era già stato all'interno del consiglio direttivo sezionale. Nel 94 a maggio radunata, a dicembre diventa sindaco, e da lì poi comunque nelle nostre adunate, ma ben prima del 1958, come lui ci ricordava, partecipava alle adunate, quindi veramente una presenza costante nelle nostre sfilate. Va ricordato, quando sfilava lui con gli alpini di Treviso era un'ovazione continua. Io me la ricordo perché noi abbiamo seguito in diretta le adunate in giro per l'Italia. Quando passava Gentilini erano applausi continui, era proprio un simbolo della città. Assolutamente sì, ma per noi alpini incarnava l'essenza dell'alpinità, con la sua energia, con la sua serenità, perché aveva sempre il sorriso, e anche con le sue proposte e le sue convinzioni, che ci aiutavano e ci ricordavano anche qual è la nostra storia. Quindi veramente una persona per noi molto molto importante, che cercheremo sicuramente, che porteremo nel cuore sicuramente a Biella la prossima adunata, e vedremo, anche se sappiamo che le regole dell'organizzazione sono abbastanza rigide, se potremo in qualche modo portare anche un qualche elemento tangibile per poter far sì che la sua presenza che ci sia anche in questa occasione, in questa prossima nostra adunata. Insomma, ne parlerà col Presidente nazionale Sebastiano Favero, perché va detto che le nuove regole non ammettono il cuscino con il cappello, e quindi diciamo questa situazione non avverrà a Biella, però potrebbe esserci una deroga, perché comunque, come diremmo noi, Gentilini è pur sempre Gentilini. Assolutamente sì, e credo che sia doveroso da parte nostra chiedere questa deroga. Poi è chiaro che noi ci atterremo pedissequamente a quello che la sede nazionale ci dirà di fare. Ecco, Giancarlo Gentilini ha sempre detto: io faccio il sindaco perché un po' l'ho imparato facendo l'alpino. Beh, credo che l'esperienza della sua vita nel servizio militare prima, ma anche poi nella comunità alpina, sia servita molto anche nella sua attività di amministratore, perché i principi forti che lui e le sue convinzioni che riflettono poi i valori della nostra alpinità si vedevano anche nel concreto con la sua attività di sindaco, quindi effettivamente un uomo, un alpino, un amministratore a tutto tondo. E anche comunque una persona estremamente sensibile, perché io l'ho visto emozionarsi più di qualche volta quando si intonava Signore delle Cime. Assolutamente sì, io so e l'ho visto anche come un uomo di una grande solidarietà e grande capacità di aiutare gli altri nei momenti di difficoltà, e questo secondo me è uno degli elementi
principali della sua alpinità. Ecco, l'ultimo ricordo, Christian, vorrei lasciarlo perché gli alpini vanno oltre la politica. Ricordiamo nel 2017, sfilata degli alpini a Treviso, sindaco Giovanni Manildo che ha sconfitto Giancarlo Gentilini, eppure Giovanni Manildo e Giancarlo Gentilini hanno sfilato insieme davanti alla sezione di Treviso. Credo che sia l'espressione principale e più bella che si possa avere tra amministratori o ex amministratori in un momento, quello della sfilata, che in qualche modo coinvolge l'intera comunità. Amministratori e alpini. E alpini, certamente che sì. A te la linea. Grazie Lucio, grazie davvero, e sicuramente un amministratore di lungo corso è Sandro Zampese, che saluto e ringrazio al telefono. Zampese, lei conosceva benissimo Giancarlo Gentilini, chiedo anche a lei un ricordo in questa serata particolare. Beh, ricordi ne ho tanti, perché avevamo 30 anni di amicizia, quindi abbiamo fatto il percorso assieme dal 1994, assieme a Beppi Basso, eravamo il Cicchiabau e i suoi pretoriani, e quindi Gentilini io l'ho visto in tutti questi anni proprio con la sua corazza da duro, però era una persona capace, onesta soprattutto, determinata, andava in fondo alle cose, soprattutto aveva un sacro rispetto dei suoi cittadini, del bene pubblico, del fare bene. E tra l'altro aveva questa corteccia superficiale, in realtà come uomo era una persona generosissima, una persona buona, onesta, insomma è una persona che lascia un vuoto incolmabile, è una persona che ci lascia veramente, ci mancherà molto, ma veramente questo, perché è una persona tra l'altro che con la sua imprevedibilità e essendo una persona fuori schema, fuori dagli schemi della politica che c'era allora, era imprevedibile, quindi era un rivoluzionario. Per me Gentilini è stato un vero sindaco rivoluzionario che ha portato a compimento grandissime cose e praticamente di questa sua rivoluzione, di questo modo di fare il sindaco, ha cambiato proprio ed è stato il capostipite di generazioni, delle nuove generazioni di sindaci che da allora erano i sindaci che guardavano più ai cittadini, più al territorio, più all'interesse pubblico, più all'onestà. Le chiedo una cosa specifica, lei conosceva bene Gentilini, quindi glielo chiedo a lei, proprio a lei. Di che cosa andava più fiero Gentilini? Riguardo a Treviso, alla sua attività politica, amministrativa. Sì, Gentilini andava fiero di tante cose, però quando vedeva che un suo progetto, magari difficile, magari visto da altri irrealizzabile, con la tenacia che aveva, veniva realizzato, quello per lui era il massimo della felicità, raggiungere gli obiettivi. Era veramente, come ho già detto, una persona oltre che capace, tenace e non si muoveva dal percorso del raggiungimento dei suoi obiettivi. Grazie davvero Sandro Zampese. Grazie a voi, grazie a tutti. 30 secondi di pubblicità, poi ritorniamo. C'è ancora con noi il sindaco Mario Conte, che ringrazio davvero per lo sforzo. È una giornata pesante anche per lui da tanti punti di vista, ma ritorniamo poi a raccontare questa Treviso, lo faremo fra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione straordinaria di Ring per la scomparsa di Giancarlo Gentilini. Vi stiamo raccontando questa Treviso che fa i conti con una perdita
una perdita, insomma, ce ne rendiamo conto guardando i messaggi, leggendo i pensieri che tanti telespettatori ci stanno mandando, Sindaco. Un vuoto che già si sente. Sì, un pezzo di storia della città di Treviso, perché lui è un uomo che non solo ha scritto la storia della città di Treviso, ma ne entra con pieno diritto nella storia della città. E quindi quando vengono a mancare queste persone, lo dicevo prima, cioè sembra quasi che siano immortali e che a loro non debba mai succedere niente. In realtà qui la ruota della vita ha girato, ma lui ce lo diceva sempre scherzando, no? Cioè, quando parlava della sua età, che tra l'altro considerava anche l'unico difetto, se vi ricordate, quando diceva: ma Giancarlo, ma dimmi un difetto che hai, la carta d'identità. E oggi purtroppo è arrivato quel giorno, però ripeto, partendo dalla serenità della famiglia, dalla serenità di Giancarlo e anche dalla forza che ha saputo dimostrare anche proprio negli ultimi momenti di vita, credo che la nostra comunità debba crescere proprio all'insegna di questi insegnamenti, perché sono quegli insegnamenti valoriali. Quante volte ci troviamo qui nelle trasmissioni a parlare della crisi valoriale che sta attanagliando la nostra società? Ecco, qui oggi stiamo parlando, ricordando, rivivendo momenti della vita di un uomo straordinario che ha fatto dei valori il suo punto di forza. Allora evidentemente se l'ha fatto Gentilini possiamo farlo tutti noi. Credo che ognuno di noi abbia una responsabilità in più oggi, che non è solo quella di ricordare, ma è quella di ispirarsi e di ispirare il nostro quotidiano. Lei si sente ulteriormente responsabilizzato? Io mi sento responsabilizzato e molto fortunato, perché aver avuto la possibilità di condividere un periodo della mia vita con una persona che mi ha insegnato a fare il sindaco, che mi ha insegnato ad essere un uomo migliore, che mi ha insegnato dei valori, esattamente come hanno fatto i miei genitori. Credo che questo sia un grande privilegio. Ora sta a me però mettere in campo questi valori e soprattutto agire nel quotidiano esattamente come ci ha insegnato Gentilini, che guardate è un modo davvero molto semplice, perché se noi siamo rispettosi e onesti, ecco, già stiamo interpretando il Vangelo secondo Gentilini. I funerali di Gentilini, lo ricordo, prima ce lo ha comunicato Daniela Sizzia, si terranno martedì 29 aprile alle 15:30 a San Nicolò. Il sindaco Conte decreterà il lutto cittadino, ce l'ha detto poco fa, e appunto si pensa ad una cerimonia che coinvolga l'intera città, quindi anche un corteo, insomma starete a vedere cosa si può fare. Per quanto grande sia stata scelta la chiesa di San Nicolò, io credo che la gente sarà davvero tanta e quindi credo che dopo la cerimonia mi piacerebbe riservare davvero un momento comunitario, però ripeto, ne parlerò con la famiglia. Assolutamente. E anche noi chiaramente saremo in diretta quel giorno proprio per raccontarvi questo addio. Dimitri Coin, buonasera. Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega. Lega che perde il pezzo da 90. Coin. Intanto buonasera a tutti. Come prima cosa mi sento di dover fare a nome di tutta la famiglia della Lega, che rappresento in qualità di segretario provinciale, le condoglianze alla famiglia, perché una persona come Giancarlo, un padre, un marito, è una persona di un tale spessore, di un tale peso umano, per non mettere davanti quello politico, lascerà un vuoto prima di tutto in loro, e quindi davvero le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutto il movimento, di tutti quei militanti che oggi mi hanno contattato con la preghiera appunto di condividere questo messaggio ai familiari. La Lega perde un pilastro, un pezzo di storia, ma non solo noi come movimento. Tutta la società oggi ha perso quell'uomo che ha cambiato il modo di fare il sindaco. Come lo faceva Gentilini, era un rapporto diretto con le persone, metteva davanti
sempre le persone, e quindi ha rivoluzionato davvero questo rapporto, e poi lo ha fatto sempre con quella caratteristica di cui la politica oggi è più deficitaria, cioè il coraggio. Le sue scelte sono sempre state scelte coraggiose, scelte nell'interesse dei cittadini, a volte forzando quelle che erano i modi di pensare, o anche la burocrazia che magari imponeva determinate cose, però era sempre nell'interesse dei cittadini, e questo coraggio è stato quell'elemento che lo ha fatto davvero amare da tutti i cittadini, non solo a Treviso, perché Giancarlo andava oltre il comune quando girava. Io sono di Badoere, quando veniva alla festa dell'asparago da noi era ogni volta uno show, era ogni volta una festa, tutti venivano per ascoltare Giancarlo, quindi era una figura che trasmetteva davvero entusiasmo, passione, amore per la propria città, per il proprio territorio, per la propria gente, per i propri valori. Grazie Dimitri Coin, grazie davvero, segretario provinciale della Lega. E a proposito di quello che diceva Coin, tante sono anche le telefonate che stanno arrivando in redazione. Francesca Bozza, appunto dalla redazione, mi dice: ha chiamato la signora Angela di Trichiana, fa le condoglianze, dice un abbraccio al mio sceriffo, e ci prega appunto di dirlo in diretta, quindi la signora Angela da Trichiana. Poi tante le testimonianze di persone che hanno avuto Gentilini come cerimoniere. Molti che lo ricordano in quelle vesti, come il signor Giancarlo, che dice: ho ricevuto la notizia della morte di Gentilini dal vostro notiziario, e racconta appunto dell'emozione nel vedersi appunto sposare da Giancarlo Gentilini. È una lunga mail, purtroppo non posso leggervela tutta, però signor Franco, scusate, e appunto dice: buon viaggio a Giancarlo Gentilini, abbiamo un ricordo meraviglioso, ricordiamo il tuo contagioso e dirompente sorriso, le tue umili e semplici parole, ma ciò che rimarrà sempre nel nostro cuore è l'amore che hai dimostrato a due cittadini qualunque. Insomma, potete leggere tutte queste testimonianze. Facciamo un passo indietro, andiamo all'infanzia, abbiamo il contributo storico, insomma è importante, interessante appunto riavvolgere il nastro. Torniamo indietro. 3/8/1929, devo dire, con questo ciuffo e questo sorriso già voleva dire molto all'inizio. Qui proprio siamo proprio agli inizi. Giancarlo Gentilini, come se lo ricorda, come se la ricorda la sua infanzia? Guarda, io vedi dal sorriso, vuol dire che già a quell'età io vedevo molto lontano, e credo di quel sorriso averlo portato in mezzo al mio popolo, perché la gente ancora mi ricorda anche adesso della carica vitale che io trasmetto, dell'amore che ho sparso a grandi mani e del grande affetto che mi ha legato a tutto il mio popolo. Io sono nato a Vittorio Veneto, e nel 1938 mio padre è stato trasferito qua a Treviso, e quindi ho cominciato a vivere la realtà trevigiana. Questa è l'infanzia dunque di Giancarlo Gentilini, raccontata dal diretto interessato. Non so, Tony, se per caso Lucio, Daniela si sono collegati, darei a loro la precedenza nel caso in cui appunto si ibridassero, questo nel gergo tecnico, e chiaramente andrei subito da loro, o appunto da Lucio o da Daniela. Adesso chiamiamo anche un altro amico storico. Mi piacerebbe, adesso non lo so se è collegato, però credo che sia anche una delle persone assolutamente più vicine, e che è stato nominato molto anche dalla famiglia. Sì, e gli è stato proprio vicino anche proprio in questi giorni, quindi credo che un suo ricordo sarebbe corretto. Assolutamente. Lo merita sia Beppi che...
E a proposito di ricordi, torniamo al ricordo di Gentilini, il ricordo dei bombardamenti su Treviso. Proprio poche settimane fa si è celebrato il ricordo del 7 aprile. Ancora Gentilini. Cosa ci può dire di queste immagini e di questo momento? Vedi, io abitavo in via Francesco Baracca. Appena terminato il bombardamento, la mia zona non è stata colpita, sono andato in piazza e là c'era il vescovo con tutti i pretini a cercare di salvare che era possibile salvare. E vi posso dire che c'è stata una corsa ad aiutare chi ancora aveva un po' di anelito di vita. Ecco. E posso dire che il vescovo è stato uno di quelli che ha segnato la storia nel recupero di chi era rimasto sotto le bombe. Cosa ci deve insegnare oggi, dal lato dei suoi 95 anni, queste immagini in un momento in cui la guerra esiste ancora in giro per il mondo? Guarda, io sono dell'avviso che dobbiamo tendere la mano a chi ha bisogno. Questo è San Martino, San Martino. Ma io credo che chi viene qua deve fare tesoro di tutti i principi e di tutti gli ideali che hanno sempre contraddistinto la nostra vita sociale. Qui invece è proprio Ponte San Martino, guardate la nostra stazione, e questa loggia di Cavalieri. La loggia dei Cavalieri, sì, mi ricordo, e c'era da catalogare addirittura i mattoni, sai? Il 7 aprile di Giancarlo Gentilini, tante le attestazioni che arrivano da ogni parte del Veneto e da ogni parte politica, questo va detto, c'è un cordoglio trasversale. Vi faccio sentire le parole del sindaco di Vicenza, del Partito Democratico, Possamai. Con Giancarlo Gentilini la pensavamo su tante cose in maniera profondamente diversa, ma è stato sicuramente un sindaco che ha segnato una stagione di Treviso, anche del Veneto, perché per tanti anni è stata una delle figure più note della nostra regione. Ricordo che in una trasmissione televisiva a cui abbiamo partecipato insieme mi ha molto colpito un aneddoto che raccontava il suo modo di amministrare la città. Raccontava che quando camminava per le vie di Treviso trovava un palazzo che aveva magari intonaci scrostati, era tenuto male, o vedeva che qualcuno abbandonava rifiuti sotto casa, chiamava i proprietari dei palazzi, dopo aver fatto fare una verifica su chi fosse il proprietario, li chiamava al municipio di Treviso e gli diceva: senti, ma sai che quel palazzo è tuo, ma hai anche la responsabilità di tenerlo bene per la città. Ecco, il segno di un sindaco che amava tantissimo la sua città e di una figura che per tanti anni è stato sulla breccia. Così Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Abbiamo in linea, so che è una serata molto difficile per lui, per questo lo saluto e lo ringrazio doppiamente, Giuseppe Basso, Beppi Basso. Buonasera Basso. Buonasera a tutti. Allora, è una serata difficile, sì. È una serata difficile, lei è stato vicino a Giancarlo Gentilini fino alla fine, prima abbiamo parlato con i familiari, con il figlio Antonio, sì, la moglie Maria, insomma le chiedo quello che si sente di dire, quello che si sente di condividere con noi in questo momento. Ma guardi, ricordi con Giancarlo ne ho tantissimi, perché faccia conto, sono 31 anni che ci sentiamo, non dico quotidianamente, ma quasi, ma nello specifico nella giornata di oggi posso dire che ho avuto la fortuna di parlare questa mattina un'oretta con lui in maniera molto tranquilla, era molto lucido e aveva comunque fino alla fine, cioè fino al momento in cui ha perso la lucidità,
lui ha sempre avuto in mente Treviso e i suoi cittadini, perché mi ha detto: vai a Cassugana, lì c'è un pacchetto di direttive mie che devi far arrivare a chi di dovere. E io oggi pomeriggio sono andato a prenderle e le farò arrivare, sono i famosi pizzini che tutti noi si riceveva. Di questi pizzini da qui ai prossimi giorni, da qui alle prossime ore. Sì, esattamente, li farò. Ho visto che ce ne sono 6-7, 16 copie per ognuno, dovrò interpretare a chi dovevano essere indirizzati, però lo farò come ultima indicazione che mi arriva da Giancarlo. Questo glielo faccio come ultimo saluto con estremo amore nei suoi confronti. Una grande persona che ha dimostrato che ha un grandissimo amore per la propria città e per i propri cittadini. Veramente è stato di esempio e di insegnamento a tutti noi, ma non solo noi di Treviso, ma anche fuori Treviso, in giro per il Veneto e anche oltre. E Giancarlo Gentilini, Basso, era una persona molto empatica. Sì. Sapeva Diciamo entrare lui, in sintonia con le persone, con il suo interlocutore? Sì, lui diciamo che si metteva allo stesso livello del proprio interlocutore, però l'empatia di Gentilini si vedeva specialmente con la gente comune, perché lui amava, il giovedì mattina andava al mercato di San Liberale, lì si immergeva in mezzo alla folla e lì chiunque gli si avvicinava per un consiglio, perché aveva un problema o quant'altro, lui capiva, prendeva nota, dava disposizioni, era una persona che entrava subito in empatia con chiunque, ma anche con persone di una spiccata cultura. Lui entrava subito in empatia, come ha detto lei. Allora Basso, io la ringrazio, grazie davvero, proprio perché so che le costa essere qui con noi, quindi la lascio e le auguro buona serata. Grazie. Estrema tristezza per me. Buonasera a tutti, buonasera a lei e grazie. Grazie Giuseppe Basso. Questo a dimostrazione, sindaco, dei legami profondi. Sì, cioè infatti, che andavano ben oltre la politica, per intenderci. Ci tenevo a questo intervento perché forse era la persona proprio più adatta a parlare di Gentilini, perché ci ha lavorato insieme, ha un rapporto di amicizia incredibile, ma poi anche quando è uscito dalla scena Beppi ha saputo tenere vivo il rapporto fino appunto ad accompagnarlo anche nell'ultimo giorno, e quindi lo ringrazio anch'io Beppi per lo sforzo che ha fatto, però era una testimonianza importante. Daniela Sizzia, torno da te Francesca Pezzo, dove ti trovi Daniela? Noi siamo sempre a Treviso, stiamo girando sempre fra gli amici di Giancarlo Gentilini. Avete prima sentito l'intervista con il figlio, con la moglie, con i quali poi ci siamo trattenuti ancora qualche minuto per salutarli. Ci hanno raccontato insomma degli ultimi momenti di Giancarlo Gentilini, ci hanno parlato del suo modo, della sua voglia sempre di vivere e proprio della figura di papà, di marito. E io mi sono appropriata del cellulare, adesso poi chiederò se ci fanno vedere delle immagini, che tanti messaggi che stanno arrivando
agli amici di Giancarlo Gentilini. Io chiedo se è possibile, se ci fanno vedere uno dei messaggi dell'ex questore Carmine Damiano, che ha inviato ad uno degli amici di Giancarlo Gentilini. Eccolo qui con la sua foto, guardate, ve li faccio vedere perché ne stanno arrivando tantissimi di messaggi. Questa è la foto e scrive un grande con le sue idee politiche, sempre rispettoso e con il sorriso contagioso. Questo lo dice il questore Carmine Damiano. Non solo, ma poi anche una foto inviata di Giancarlo Gentilini, che aveva un'altra grande passione. Ve lo faccio vedere, eccolo qui, il Giancarlo Gentilini con la sciarpa del calcio, del Treviso, un'altra grande passione dello sceriffo. Ormai siamo abituati a chiamarlo così. Tantissimi messaggi, davvero tantissimi messaggi alla famiglia, tantissimi un via vai di persone che stanno entrando in casa, e la moglie oggi ci ha detto: io non rimarrò mai sola, perché davvero tutti gli amici di Giancarlo Gentilini sono diventati i miei amici, e quindi insomma nel dolore anche la consapevolezza che lui lascia un segno indelebile, non solo a Treviso ma in tutti gli amici. Ovviamente c'è tanta tristezza, perché abbiamo visto anche Sergio Povegliano prima con gli occhi lucidi che ci raccontava la sua grande amicizia, ci ha fatto vedere il cellulare davvero pieno di messaggi che arrivano non da Treviso ma da fuori Treviso, da fuori Veneto, arriva da tutta Italia. La notizia ovviamente ha girato dappertutto, quindi ormai tutti insomma stanno scrivendo e stanno insomma lasciando un pensiero importante per questo uomo che, come ci ha raccontato il figlio, ha costruito una sua idea, ha costruito una Treviso come l'avrebbe voluta lui. Cristian, davvero tutto qui da Treviso. Noi abbiamo anche sentito tantissimi cittadini, davvero tanti, e tutti quanti anche con le lacrime agli occhi, che ci hanno raccontato insomma che quando hanno saputo di questa notizia è stata davvero una tristezza immensa. Qualcuno dice non ce l'aspettavamo, altri hanno detto purtroppo c'era l'età, però nessuno avrebbe mai voluto sentire di questa notizia proprio oggi insomma. Io, Daniela, Cristian, qua da Treviso davvero tutto con Francesca. Ti ringrazio davvero, grazie davvero, perché hai portato delle testimonianze preziosissime per il nostro racconto. Grazie davvero, Daniela Sizia con Francesca Pezzo. E a proposito di testimonianze che arrivano da fuori Treviso, vi faccio sentire le parole di Andrea De Bernardin, che è segretario della Lega in provincia di Belluno. De Bernardin. Solo un attimo, abbiamo tante testimonianze. Sono passati 30 anni quasi da quando sono diventato consigliere comunale, alla fine degli anni 90. Per noi giovani amministratori della Lega ero già tesserato. Il mito, il simbolo, l'amministratore da imitare, da seguire era Giancarlo Gentilini. Io l'ho conosciuto, ho avuto più volte modo di vederlo, rivederlo, e ricorderò sempre quella volta che a Treviso l'ho fermato per strada, l'ho chiamato sindaco, lui non era già più sindaco, si è fermato come un soldato, mi ha guardato e ho detto: ti ricordi vero di me? Sì, mi ha detto: sei l'assessore di Lefrontolo? No, gli ho detto: sono il sindaco di Rocca Pietore. Bravo, mi ha detto, continua così. Era un personaggio che ne usciva sempre a testa alta in qualsiasi situazione. Grande ricordo, bella persona. Cadeva sempre in piedi il sindaco Conte. Grande. Ma questi sono tantissimi gli aneddoti che poi ognuno di noi può raccontare, perché poi lui era una persona estremamente socievole e parlava veramente con tutti, quindi ogni cittadino ha un aneddoto da raccontare. È bello, cioè voglio dire, nella drammaticità della notizia ci stiamo anche godendo questo album dei ricordi, tutti estremamente piacevoli, che penso fanno piacere anche alla famiglia.
Allora, l'ultima finestra su Treviso per questa sera l'apriamo con Lucio Zanato. Vorrei chiudere con te, Sindaco, resti con noi ancora 2 minuti. Lucio, a te la parola. Tu che forse meglio di chiunque altro sicuramente qui in redazione, ma in generale tra i decani del giornalismo trevigiano, insomma, e non solo, insomma, chiedo una tua emozione. Hai raccontato le emozioni di altri questa sera, vorrei la tua emozione, Lucio. Beh, allora intanto lasciami dire che vi ho portato negli itinerari, nei luoghi di Gentilini a Treviso, in quello che è un suo luogo simbolo, e il sindaco Mario Conte lo conosce molto bene, perché l'8 e il 9 luglio del 2000, quindi a luglio prossimo saranno 25 anni, Giancarlo Gentilini sconvolgeva completamente la città, cambiandone il percorso, cambiandone la viabilità esterna ed interna. Nasceva il PUT, che poi di per sé non vuol dire nulla, perché vuol dire piano urbano del traffico, che sarebbe praticamente tutto un insieme di regole, eppure è diventato il PUT di Treviso, poi il PUT è diventato il Montebellune, il PUT di Conegliano, cioè è diventato il simbolo di un cambiamento di viabilità dopo decenni, addirittura per certi versi secoli di viabilità ordinaria. Ecco, questo era, questo è uno dei simboli di Giancarlo Gentilini che rimangono anche dopo di lui, anche dopo che lui è andato avanti. Ma perché io sono venuto qui? Perché domani sera Antena 3 ritrasmetterà quello speciale della nostra storia che abbiamo realizzato con Nicoletta Rizzetto a casa di Giancarlo Gentilini per i suoi 95 anni. Domani sera sarà veramente uno spaccato della sua storia, perché attraverso le sue immagini commentate da lui andremo indietro nel tempo proprio dal 1994 in poi. E uno dei passaggi che avevamo tirato fuori proprio perché lui lo commentasse partiva proprio da qua. Era il 2000 e con la troupe di Antena 3 Giancarlo Gentilini prima fa il vigile urbano qua, e Mario Conte lo sa molto bene, non aveva nessun problema a fare, come dire, la viabilità come l'ultimo dei vigili urbani, ma contemporaneamente poi salito in macchina ha cercato di spiegare a tutti i telespettatori, proprio facendo il giro per la prima volta, tutte le opportunità di un traffico molto più fluido, perché va ricordato che qui erano tutti semafori, ma semafori non pedonali, semafori di viabilità, cioè chi veniva praticamente da Viale Felicent trovava il semaforo qui, più avanti c'era un altro semaforo in via Montello e avanti così, per cui anche se tu cercavi di sincronizzarli non se ne veniva fuori nelle ore di punta. Invece adesso grazie a questa idea dell'architetto Rizzon, ma soprattutto della volontà di Giancarlo Gentilini, teniamo presente che il piano è dell'89, la prima azione concreta del 94 del neo sindaco Gentilini, e questo è quello che rimane e che rimarrà sicuramente per tantissimo tempo del sindaco. Però io vi ho portato qua perché, siccome abbiamo il sindaco Mario Conte in studio, voglio anche raccontare quella che è un'incompiuta di Giancarlo Gentilini. Allora, va detto che questa porta è stata restaurata per volontà di Giancarlo Gentilini, Porta San Tommaso, che ha trovato gli sponsor. In questo caso va detto che lo sponsor era Veneto Banca, e qui chiudo già la parentesi. La cosa particolare è che il restauro completo, a parte il portone. Tanto è vero che non si sa se durante i lavori, prima i lavori, dopo i lavori, insomma, fatto sta che, come vedete, anche adesso manca uno dei 2 portoni della porta, di una delle porte storiche della città. E Giancarlo Gentilini cercò in tutte le maniere di trovare degli sponsor, di trovare qualcuno, insomma, di fare una specie di crowdfunding per riuscire a trovare i fondi, per riuscire a completare questa porta, perché la considerava una delle 2 porte più importanti, anzi le 2 porte più importanti, simbolo della sua città. E questa è un'altra eredità che forse il sindaco Mario Conte, come dire, di cui dovrà tenere conto. Chiudo dicendo che cosa? Io Giancarlo Gentilini l'ho conosciuto dal 1994, da quando salì su quel ring e si confrontò con i guantoni con Aldo Tognana. Una storia lunga, una storia che a volte è stata anche con qualche conflitto. Mi ricordo quando scrivevo per un giornale e cominciai a contestare alcune sue scelte per quanto riguardava San Leonardo, non era ancora in fase di restauro per opera di Fondazione Cassamarca e Dino De Poli.
e devo dire sono state settimane di contrasto, non riuscivamo a parlarci, poi tutto d'un tratto ci capimmo e da lì nacque una lunga amicizia, un rispetto reciproco, e devo dire che questa sera, quando intorno alle 17:50 è arrivata la notizia che lui è andato avanti, forse anche un pezzo di me è andato avanti con lui, e con questo io ti restituisco la linea qui da Treviso. Lucio, grazie davvero, grazie davvero anche per aver condiviso questo tuo ricordo. Grazie a te Nicoletta Rizzetto, grazie a Daniela Sizia con Francesca Pezzo in esterna, grazie a Lina Paronetto e Francesca Bozza in redazione, grazie in regia a Tony Esposito, Simone Merlo, Marco Gagliazzo, Mattia Pizzaia, ai tecnici che hanno fatto veramente i salti mortali, miracoli in questo pomeriggio, in questa serata. Io però vorrei chiudere con lei, Sindaco Mario Conte. Un suo ultimo messaggio, un suo ultimo ricordo, una sua ultima emozione. Beh, innanzitutto un ringraziamento anche a te, Cristian, per il grande lavoro che hai svolto oggi e che svolgerete anche nei prossimi giorni, perché saranno giorni di racconti, di ricordi, di emozioni, di esperienze. Insomma, è stato un personaggio che ha creato anche dibattito, ma sempre estremamente positivo. Ci ha insegnato che le persone non vanno messe al centro soltanto da un punto di vista degli slogan, ma attivamente. È il richiamo che lui ci faceva costantemente, quotidianamente, nel seguire con maniacale attenzione quelle che sono le esigenze dei cittadini tutti, tant'è che lui si prendeva a cuore tutte le problematiche e pretendeva che ci fosse una risposta. Ecco, noi dobbiamo continuare su questa scia, è una via impegnativa, carica di responsabilità, ma allo stesso tempo molto gratificante, perché ascoltare quelli che sono stati gli insegnamenti di Giancarlo Gentilini ti consente di affrontare la vita con una consapevolezza e una serenità maggiore. Di cosa invidio di Giancarlo Gentilini? La sua libertà nel poter esprimere i suoi pensieri. Oggi forse noi non siamo più così liberi, ci facciamo sempre 1000 problemi nel contraddire, nel contrastare, nell'evidenziare una criticità, cerchiamo sempre di fare gli equilibristi. Lui era molto più diretto, ed evidentemente se tutti questi migliaia di messaggi stanno inondando la vostra redazione, i cellulari di familiari, il mio, la mail del municipio, evidentemente significa che il seme della correttezza, dell'onestà e della simpatia che Giancarlo Gentilini ha seminato in tutti questi anni ha portato i suoi frutti, e quindi non posso che chiudere ringraziandolo per tutto quello che è stato e ha fatto per la comunità e per la città di Treviso. È arrivata anche una mail adesso. Buonasera Mario, parla appunto a lei sindaco. Vista la sicura grande partecipazione popolare, celebrate la cerimonia funebre al Tenni quasi 30 anni fa, Giancarlo l'ha fatto risplendere. Questo è il tenore dei messaggi che ci arrivano. Capisco le richieste di tutti, ricordo che però prima di tutto vengono le esigenze e le volontà della famiglia, però troveremo il modo certamente per far sì che tutta la comunità possa abbracciarlo. Ricordiamo martedì alle 15:30 a San Nicolò, e noi faremo il possibile come sempre per raccontarvi tutto rigorosamente in diretta. Grazie Sindaco Mario Conte, grazie a tutti voi per l'attenzione, per essere stati con noi dalle 18 più o meno, da quando siamo entrati appunto in diretta, per raccontarvi di Giancarlo Gentilini, di questa scomparsa e del vuoto che ha già lasciato non solo a Treviso, come ci state raccontando voi nei vostri messaggi, come ci avete raccontato da diverse ore a questa parte. Grazie davvero a tutti, grazie alla squadra di Media Nord Est che ha reso possibile questa diretta. Buonanotte.